Museo del Vino racconta prima di tutto la storia, quella che è stata la storia del vino, soprattutto nel territorio veronese. Dunque quello che si è fatto, gli attrezzi che si sono usati nel passato per appunto seguire le fasi dalla raccolta dell'uva al trasporto dell'uva, alla produzione in cantina del vino, ai travasi. Racconta anche una storia di passioni che hanno legato intere generazioni. Sicuramente i pezzi che differenziano questa raccolta privata da un'altra sono i nostri torchi. I torchi ne abbiamo 4 in esposizione e raccontano proprio la storia del vino dal 1500 fino a fine dell'800. Sono torchi che nella loro semplicità in realtà erano importantissimi, dunque avevano una funzione molto importante che oggi ci sembra da vedere diciamo quasi troppo semplice, invece erano il pezzo più importante di una cantina. Il museo è nato per appassionare le persone alla storia prima che al vino stesso, ed è quello concetto insomma a cui noi siamo tuttora molto legati. Noi vogliamo far capire prima cos'era per la gente, cos'era per noi il vino, la passione che contraddistingue poi una famiglia storica italiana di vino, e da lì ovviamente portare poi le persone ad appassionarsi al vino stesso. Ma lo scopo per cui è nato, quello di diffondere la cultura e di far parlare prima la cultura del prodotto, rimane sempre lo stesso.